Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ho registrato questa prima parte circa 18 volte perché non mi viene mai quello che devo dire, Cristo. Nel video di oggi parliamo di un argomento un po' compromesso, un po' tabù, perché parliamo di soldi. Nello specifico parliamo di quanto costa vivere a Milano. Faccio un disclaimer perché voglio precisare che non faccio questo video per vantarmi delle possibilità che ho e che ho avuto, ma perché avrei voluto vedere questo video quando anch'io stavo pensando se potessi venire qui a Milano a studiare oppure no. Perché come sappiamo vivere a Milano costa tanto, quindi ogni scelta bisogna farla abbastanza pensata. Ho deciso di dividere questo video in due principali categorie, ossia le spese fisse, quindi quelle che bisogna fare necessariamente, e le spese facoltative e gli sfizi vari. Partiamo subito con le spese fisse che appunto sono obbligatorie da fare ogni mese, che comprendono principalmente diverse altre sottocategorie, che sono appunto l'affitto, che ovviamente bisogna per forza pagare se non si vuole andare a vivere sotto il ponte o nelle scale del Duomo, il che è molto probabile, eventualmente anche le bollette se non le sia compresa all'interno del canone d'affitto, e le spese condominiali ugualmente, e l'ultima che dovrebbero fare tutti ovviamente è la spesa se non si vuole morire di fame, ma anche questo non credo. A queste spese fisse io ho aggiunto anche i vari abbonamenti Netflix, iCloud e la ricarica telefonica e la rata del computer che io faccio ogni mese. Partiamo dal primo punto, e quindi l'affitto, che è sicuramente la parte più critica per uno studente fuori sede. Questo perché è praticamente impossibile trovare le case a Milano, sono difficilissime da trovare e gli affitti costano veramente un occhio della testa. Trovate letteralmente bilocali, monolocali a 2000 euro, 1800 euro, è veramente una follia. Io personalmente sono stato fortunatissimo, ero iscritto a vari gruppi di Facebook, quelli cerco casa Milano, cerco casa studenti, cerco casa fuori sede, un macello, ma ho visto a caso questo annuncio di questa ragazza che aveva appena postato un trilocale. Io stavo cercando proprio un trilocale con 2 camere da letto, una cucina, un bagno, a un prezzo diciamo accettabile, quindi entro i 1000, massimo 1200 euro, e l'ho trovato. Questo post aveva circa 40 commenti, tutti hanno visto la casa e noi siamo stati prescelti. Io sono stato letteralmente scioccato, sono stato felicissimo perché, come avete visto dai diversi home tour, questa casa è letteralmente bellissima e rientra nel budget, diciamo, quindi più o meno quello che vi ho detto diviso 2, perché ovviamente c'è Federico nell'altra camera, quindi dividiamo tutto in 2 e sono comprese le spese condominiali e tutte le utenze, quindi la luce, l'acqua e quant'altro. Non paghiamo il gas perché abbiamo la piastra di induzione. Però se dovete trasferirvi a Milano e state pensando di farlo, vi consiglio di cercare casa veramente da molto prima. Noi l'abbiamo iniziata a pagare da luglio perché non volevamo farcela scappare, se non l'avessimo pagata da luglio l'avremmo persa, e l'ho iniziata a cercare a febbraio, quindi sono stato circa 7 mesi a cercare questa casa. È stata veramente un'impresa. Per quanto riguarda appunto le bollette, noi non le paghiamo, ma se no sono circa 50 euro al mese per ognuna delle persone che conosco almeno. E spese condominiali, anche queste costano veramente tantissimo, e se non sono comprese nel canone dell'affitto costano anche sui 200 euro, quindi vedete un po', valutate un po'. Per quanto riguarda le altre spese fisse, per quanto mi riguarda sono il computer 50 euro al mese, Netflix che sono 3,50 euro circa al mese, io pago 10 euro ogni 3 mesi, una cosa simile, iCloud che sono 3 euro al mese e la ricarica che sono 10 euro al mese. Quindi queste, diciamo, è un qualcosa che più o meno tutti hanno. Netflix più o meno l'hanno tutti, la ricarica telefonica pure. Mi sono appena ricordato di un'altra spesa che, se non avete nel canone d'affitto, va aggiunta, è quella del wifi, che noi abbiamo sempre inclusa nel canone d'affitto, ma molte volte è a parte, quindi dovete pagarla voi. Anche lì siamo sui 20 euro circa. Per quanto riguarda le spese facoltative e i vizi, abbiamo i diversi glovi, quindi cibo ordinato, i vestiti, i mezzi, perché a Milano ovviamente ti devi spostare, ma magari abiti vicino o in centro, vicino all'università a cui devi andare, quindi non ti servono particolarmente, puoi anche non farli, quindi sono facoltativi. Per me sono essenziali, quindi anche questi stanno nelle spese fisse assolutamente. I pranzi in università o fuori, i viaggi per tornare in Sardegna, quindi per andare dalla mia famiglia, che anche quelli sono facoltativi, ma anche quelli in realtà sono fissi perché
3-4 volte all'anno ovviamente si scende, e queste sono tutte le spese, diciamo, che io sostengo. Per quanto riguarda Glovo ci limitiamo, diciamo, siamo sui 20-30 euro al mese massimo. I mezzi sono abbastanza economici, diciamo, non tantissimo in realtà, perché lo Stato a settembre ci ha dato circa 60 euro da spendere per il buono, per fare appunto l'abbonamento, e quindi io ho preso direttamente l'annuale, costava 200 euro, quindi meno 60 euro l'ho pagato 140, e per Milano, che collega letteralmente tutto quanto con i mezzi, è essenziale. Io l'ho fatto annuale, però si può fare anche mensile, è circa 200 euro meno 60 euro, quindi 140 diviso 12 mesi fa 11,50 euro al mese circa. Se lo pagate intero, se non sbaglio, sono 20-22 euro al mese. Per quanto riguarda i vestiti, molti mesi neanche li compro, quindi variamo dai 0 ai 50 euro, ma in realtà anche molto meno, cioè nella maggior parte dei casi non compro tantissimi vestiti. I pranzi in università costano 3,50 euro, quindi siamo circa 14 euro, perché ci vado una volta a settimana, quindi 4 volte al mese esagerando. E infine i viaggi per tornare dalla mia famiglia sono circa dai 30 agli 80 euro, e quindi non lo so, pagherò 300 euro di viaggio all'anno, non lo so, una cosa del genere, dipende sempre dal periodo e dal momento in cui io voglio tornare, anche da quanto tempo passa da quando io li faccio a quando effettivamente devo partire. Quindi siamo circa in totale a 1000 euro al mese, quindi se volete venire a Milano questo prezzo dovete circa metterlo in conto. Per ora non mi viene nessun'altra spesa che si potrebbe fare qui sinceramente, se non appunto sempre quelle facoltative, che però sono a carico vostro. Ma se avete ulteriori domande da farmi, fatemele nei commenti e magari farò una parte 2 aggiornata, magari fra qualche mese, per capire se le spese sono rimaste queste o si sono elevate. Speriamo di no. Ho finito di parlare per adesso, quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, fatemelo sapere attraverso un like e un commento. Se avete domande fatemele sempre nei commenti, oppure iscrivetemi anche in privato su Instagram, lascio i profili sotto nell'info box. Posso finire di parlare, dato che c'è un caldo della Madonna con questa ring light puntata in faccia. Io vi saluto e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!